Gentili telespettatori, buongiorno, ben ritrovati in diretta. Parliamo quest'oggi di tumori, nuove terapie sulla base genetica, aspetti importantissimi che vanno a delineare nuovi approcci terapeutici e una nuova oncologia. Qualcuno parla anche di oncologia 2.0. Ne parliamo in compagnia del mio ospite. Saluto e ringrazio il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Buongiorno e ben trovato, professore. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, cominciamo, professore, facendo un po' una fotografia di quello che è il panorama dei tumori in Italia. Quanti nuovi casi al giorno? Quante sono le persone che convivono con una neoplasia nel nostro paese? Ecco, i tumori sono una malattia piuttosto frequente. Con l'invecchiamento della popolazione avremo sempre più tumori, purtroppo, ma per fortuna, anche perché appunto si vuol dire che si invecchia e quindi la gente vive di più. E anche dopo questo periodo Covid, di pandemia Covid, dobbiamo dire che aumenteranno i tumori per il fatto che, diciamo, le diagnosi precoci e la prevenzione in generale è venuta un po' a mancare, anzi molto a mancare, per cui avremo un aumento dei tumori proprio perché non sono state fatte diagnosi precoci e così via. Però ogni giorno, teniamo conto che ogni giorno in Italia abbiamo 1000 nuovi casi di tumore, che si aggiungono a un numero molto elevato di persone che vivono con un tumore oggi, che sono 3.600.000, che sono il 6% della popolazione generale. Di questi 3.600.000 ovviamente ce ne sono un certo numero che sono guariti, cioè hanno la stessa aspettativa di vita dell'altra popolazione. C'è un certo numero di persone che purtroppo sono invece in una malattia metastatica e purtroppo avranno da combattere per poter sopravvivere, diciamo, a questo tumore. Poi c'è un altro gruppo di queste 3.600.000 persone che sono invece pazienti che sono in trattamento, che hanno una storia recente e che quindi non sappiamo come sarà la loro evoluzione. Dobbiamo dire che complessivamente abbiamo un 60% di sopravvivenza dei pazienti di tutti i tumori. Quando però parliamo di tumori, parliamo di malattie completamente, centinaia e centinaia di malattie diverse fra di loro, sia per le cause che le provocano, sia per l'evoluzione, sia per la possibilità di guarire. E questo sempre di più ci siamo resi conto che ogni singolo tumore di una singola persona è diverso dal tumore dell'altra persona, anche nell'ambito dello stesso gruppo di pazienti, con per esempio tumore della mammella, tumore del polmone, tumore del colon. Ogni tumore è quello che abbiamo scoperto, diciamo, da tempo, ma effettivamente adesso abbiamo delle armi anche, come diremo dopo, che ci permettono di individuare nel singolo tumore le deviazioni, diciamo, dei geni, per cui parliamo di genetica, dei geni che determinano quel tumore singolo del paziente, che poi potremmo anche proprio fare la vera terapia personalizzata, cioè cercare di, questo siamo ancora un po' lontani da questo, ma però possiamo già farlo, e ve lo dirò dopo, appunto ricordando che comunque è molto importante valutare una diagnosi precoce rispetto a una diagnosi tardiva, per esempio, soprattutto sulla base di certi fattori familiari, per esempio i tumori cosiddetti ereditari o familiari, che sono quelli della mammella, dell'ovaio, del colon e della prostata, per esempio, sono quelli che richiedono nei familiari di queste persone delle indagini genetiche anche, oppure delle indagini che sono quelle per esempio del sangue occulto nelle feci, eventualmente della colonoscopia per quelli che hanno avuto in famiglia un tumore del colon, oppure la visita dall'urologo per quelli che hanno avuto in famiglia un tumore della prostata, oppure i controlli più ravvicinati nel tempo e dei test genetici per coloro che hanno avuto il tumore della mammella e dell'ovaio nella loro famiglia, perché ci permettono di
di individuare in una fase inizialissima un tumore che in questa maniera ha molte più probabilità di essere guarito col trattamento che andremo a fare in questi diversi tumori, proprio perché avremmo la possibilità anche di risparmiare trattamenti invece che sarebbero invasivi se la malattia venisse invece scoperta più avanti e comunque con meno probabilità di guarigione. Per esempio, se prendiamo i tumori del colon retto, che sono uno di quei tumori nei quali è importante, è essenziale per tutti fare dopo una certa età degli esami tipo sangue occulto nelle feci per vedere se c'è qualcosa che sanguina, che non necessariamente è dovuto a un tumore, ma c'è casomai un polipo o un'emorroide, ma che comunque se ci fosse un polipo che può degenerare servirebbe a fare una colonscopia e guarire addirittura questo tumore. Ma comunque prendiamo i tumori del colon che nelle donne e negli uomini insieme costituiscono la seconda causa di morte di tutti i tumori in Italia. Ebbene, se una persona ha o un familiare o comunque che ha avuto un tumore del colon retto e che quindi deve fare questi controlli che dicevo prima, tipo per esempio sangue occulto nelle feci o eventualmente la colonscopia, oppure dopo una certa età fare queste indagini e quindi scoprire eventualmente questo tumore che dovesse avvenire, ma può darsi che non avvenga proprio per niente, ma comunque dovesse avvenire, ha una probabilità di guarire di oltre il 90%, quando invece se uno invece arriva, e questo purtroppo mi capita nella pratica clinica ogni giorno, succede purtroppo che qualcuno arriva con un tumore del colon già avanzato, addirittura metastatico al fegato, e mi dice tranquillamente che anche suo papà aveva avuto questa cosa e che però nessuno le aveva detto, le aveva consigliato di fare quelle indagini che avrebbe dovuto fare anni prima, che così non si presentava di una malattia così avanzata. Quindi è importante appunto questo approccio, diciamo tranquillo ai tumori, se è possibile dire così, ma però perché le malattie non è vero che è il male incurabile, come i giornalisti dicono sui giornali. Quando uno muore di un tumore dicono che è morto di un male incurabile. Non C'è è vero, sempre un po' un timore nel dire proprio la parola tumore, quindi viene definita spesso anche così. Sì. E invece, per esempio, negli Stati Uniti tutti dicono che il tizio, un VIP, casomai è morto di un tumore del polmone e basta, ma invece da noi male incurabile, ma non è vero perché molti tumori, come dicevo prima, il 60% guariscono e quindi codificare di male incurabile non è un bel messaggio che si dà anche a coloro che hanno un tumore e che eventualmente possono guarire, ma sentendo questo male incurabile non è che sono così contenti di... Ecco, dunque, professore, lei diceva una grande percentuale di persone guarisce, quindi è cambiata molto la sopravvivenza di questi tumori, un po' perché forse è aumentata anche la sensibilità nel fare prevenzione, quindi nel sottoporsi a screening periodici, ma anche perché abbiamo davvero nuove frecce al nostro arco, all'arco della guarigione, della terapia, quindi come dicevamo, insomma, si parla sempre di più di una medicina moderna, di una oncologia moderna, con nuove terapie a disposizione dei medici per curare con buon esito i tumori. È così? È proprio così. Abbiamo la possibilità oggi di identificare nel tessuto tumorale di ogni singolo paziente o anche addirittura nel sangue dove circolano le cellule tumorali, vedere quali sono i geni che sono implicati nella trasformazione dalla cellula sana alla cellula malata, e su quei geni fare delle indagini che ci permettono di vedere quali sono i farmaci biologici che possono essere impiegati in quel paziente. Non solo, ma di seguire nel tempo la malattia. Questo è un discorso che è molto importante, cioè il follow-up, cosiddetto follow-up, cioè seguire nel tempo una malattia oncologica con anche dei controlli proprio sul sangue, per esempio, perché il tumore non c'è, ma nel sangue si possono identificare la cosiddetta biopsia liquida, si possono fare queste indagini per vedere se per caso circolano delle cellule tumorali di quel paziente che ha delle caratteristiche molto, molto precise,
e che in questa maniera possono essere già trattate molto prima che compaia per esempio una metastasi a livello dell'attacco, a livello della PET e quant'altro. Quindi questo è qualcosa che è piuttosto recente, ma ancora non è passato proprio nella pratica clinica. Noi invece qui alla Clinica Tirreni Medical, insieme a TomaLab, che è un laboratorio leader a livello mondiale sulla genetica e i tumori, che è associata all'anatomia patologica dell'Università Statale di Milano, quindi sì, è molto ben accreditata, riesce a seguire i pazienti oncologici fin dalla partenza, diciamo dalla diagnosi iniziale, e seguirli nel tempo per poter vedere se la malattia è andata via del tutto, con degli esami del sangue, delle biopsie liquide cosiddette, oppure se è venuta fuori ancora, oppure se i trattamenti non funzionano più, eccetera, eccetera. Tutto questo è la terapia, la vera terapia personalizzata, perché ci permette poi ovviamente di trattare con un farmaco che ci viene indicato da queste indagini se c'è la malattia tumorale, come c'è ovviamente all'inizio, e se deve essere fatta subito oppure deve essere fatta dopo, insomma tutta una serie di informazioni che cambiano radicalmente, ci danno veramente l'idea della terapia personalizzata del singolo paziente. E questo appunto, vi ripeto, con TomaLab, questo laboratorio dell'anatomia patologica dell'Università di Milano, dove siamo in collegamento da tempo, facciamo delle indagini di questo genere, possiamo... Ecco, c'è anche un altro punto. Coloro che hanno dei problemi di familiarità o comunque vogliono sapere se hanno dei rischi oncologici, ci sono delle indagini molto valide che vengono fatte, anche queste sempre nell'ambito di questo TomaLab, che ci permettono di vedere se uno ha un rischio e quindi ha un rischio di avere una malattia oncologica in futuro, e che quindi ci permettono di fare delle indagini più ravvicinate. Professore, ci spiega che cosa significa però familiarità? Perché non significa, credo, un caso sporadico, ecco, in famiglia, ma forse più membri della famiglia coinvolti e che comunque hanno avuto un passato di tumore. Ci aiuta un po' a capire, perché si dice spesso, no, che la familiarità è una causa, una delle cause, ma che cosa significa? No, appunto, è una causa che possiamo appunto approfittare di questo fatto, che è molto semplice, perché basta chiedere. Adesso è più difficile poterlo fare perché le famiglie sono molto più piccole. Una volta c'erano molte più sorelle e fratelli, e quindi i genitori c'erano sempre due, no? Però i fratelli e sorelle cambiavano, c'erano molto di più, anche le zie erano molto di più, per cui, o gli zii, quindi era più facile capire se c'era una familiarità, perché appunto veniva fuori che, per esempio, due zie avevano avuto il tumore della mammella, la mamma aveva avuto il tumore della mammella, una sorella aveva già avuto il tumore della mammella. Chiaramente questa era una cosa molto rischiosa, un po' la storia di Angelina Jolie, che è stata, vediamo, sui media qualche tempo fa, perché appunto lei aveva una familiarità di questo genere. E poi anche i tumori dell'ovaio, per cui è il medico un po' che deve, perché spesso i pazienti quando arrivano, o le persone che vengono per qualche motivo, per anche altri motivi, io vedo molti pazienti con sindrome della fatica cronica, fibromialgia, eccetera, chiedo sempre: c'è una familiarità di qualche malattia oncologica? Perché casomai, già che ci siamo, facciamo perché tutto questo serve molto quando c'è un evidente, perché se un caso, ecco, però come dicevo prima, se adesso c'è un caso ma c'è soltanto una sorella o non c'è nessuna zia, e come può succedere adesso appunto per questo fatto che ci siamo cioè nelle famiglie sono meno numerose, evidentemente va tenuto conto di questo fatto, per cui si può anche indagare lo stesso anche se uno c'ha solo un caso. In passato, e comunque ancora adesso in certi casi, ci sono più familiari, e quindi evidentemente viene più evidente il discorso della familiarità o no di una malattia. Le malattie che dicevo prima, ripeto, mammella, ovaio, colon, prostata,
sono quelle malattie che hanno una tendenza a essere nell'ambito, appunto perché hanno dei geni, degli oncogeni presenti che si possono scoprire, si possono vedere e che comunque, che appunto se sono presenti dicono che c'è una familiarità e che quindi permettono poi di fare delle indagini diagnostiche molto più e anche un follow-up, un controllo molto più diciamo accurato e molto più frequente, eccetera, eccetera. Quindi insomma la tecnologia oggi, diciamo, la tecnologia genetica ci dà delle grosse possibilità anche per le persone sane. Non bisogna avere paura di affrontare questo problema, perché appunto coloro che hanno avuto una malattia di quel genere, ma di tutte le malattie oncologiche, dovrebbero diciamo, affrontare questo problema con i propri familiari, non per incutergli paura o terrore della malattia, ma proprio per cercare di fare in modo. Poi ci sono anche delle prevenzioni sullo stile di vita che sono importanti, per esempio non ingrassare, fare attività fisica, ovviamente ridurre, non fumare, non abusare dell'alcol, eccetera, eccetera. Tutto questo rientra in tutti i fenomeni che poi servono anche per le malattie cardiovascolari e così via, per il benessere, perché ricordiamoci che noi siamo destinati a vivere 100 anni ed oltre. Questo è il nostro scopo, perché pensate che oggi in Italia ci sono 15.000 ultracentenari che vivono, e così vale per la Francia, vale per la Germania, vale per il Giappone. Cioè gli ultracentenari non sono una rarità, sono persone molto... e alcuni di questi vivono una vita molto migliore di quanto noi non... Io conosco dei 100 ultracentenari che vanno in bicicletta, che sono alle Canarie per esempio, vanno su e giù dalle Canarie. Ecco, per cui non è che perché uno ha 70 anni, 80 anni non deve preoccuparsi della propria salute futura, no? Perché dice tanto l'ho già fatto. Si invecchia meglio, insomma, e la qualità di vita insomma, rimane buona anche a lungo. Il problema lì c'è che quando si parla di queste cose qui c'è sempre non si vuole approfondire, no? C'è qualcosa che ci dice meglio non parlarne, insomma. Invece parlarne può essere molto utile, ripeto, perché se si prende un tumore in una fase inizialissima o iniziale si guarisce quasi sempre. Certo. Senta professore, abbiamo spiegato appunto la familiarità e quindi le persone che possono essere considerate più a rischio sono quelle che hanno in un passato più membri della famiglia che hanno avuto una diagnosi di tumore. Ci spiega un po' come viene fatto questo test per capire la predisposizione genetica? Ha bisogno di una preparazione? È il medico di base magari che lo può consigliare? Ci fa un po' una panoramica su questo? Sì, sono sostanzialmente degli esami del sangue che vengono fatti in tutti gli ospedali nostri del Triveneto tranquillamente, quando c'è questa familiarità, oppure uno se li fa comunque a prescindere, se li paga, per dire, non è che è una cosa impossibile anche dal punto di vista economico, ma vuole sapere, vuole vedere se c'è qualcosa che gli è sfuggito, proprio nell'ottica anche di quello che ho detto, che è molto importante, che non viene mai detto dai miei colleghi, che la familiarità vale se c'è ci sono tanti membri di una famiglia, perché se non ci sono, come succede oggi, evidentemente non si riesce a capire se si è predisposti a una malattia o no, perché appunto non c'è una famiglia adeguata per poterlo dire. Quindi chiaramente per coloro che hanno delle famiglie giuste, diciamo tra virgolette, quelli che hanno più casi, hanno più persone, diciamo, della famiglia, ovviamente questo si può dire. Allora ci si può andare benissimo ai centri oncologici che ci sono in tutto il Triveneto e poter accedere gratuitamente a fare i prelievi che servono per vedere se uno ha un'alterazione genetica o quant'altro. Ecco, poi professore, come viene interpretato grazie alla consulenza genetica il risultato del test? Cioè l'interpretazione credo sia molto complessa, molto delicata e forse non sempre dà un risultato univoco? Vabbè, certo, non è che certo, ma cioè, il BRCA1 e il BRCA2 per esempio, questo gene alterato che c'è
nei tumori della mammella o del collo o dell'ovaio, sono abbastanza specifici. Ce ne sono sempre dei nuovi, perché la ricerca va avanti, ci sono dei nuovi geni che vengono visti essere una volta mutati, associati diciamo, al rischio di avere un tumore X o Y. Poi anche questi geni abbiamo visto che sono anche associati a tumori che non sono questi che ho detto, ma sono per esempio i tumori del pancreas, i tumori anche dello stomaco e a altri tumori che in qualche maniera possono essere aumentati di rischio, nel loro rischio, se ci sono queste alterazioni, diciamo, genetiche. Quindi il poterlo fare sarebbe sicuramente utile certo che non è facile da interpretare, ha ragione, cioè non è che c'è scritto sicuramente, però se il classico discorso è quello di BRCA1 e BRCA2 per i tumori della mammella, per esempio, è chiaro che se uno può fare dei controlli più ravvicinati e ci convive benissimo, ma ci sono anche coloro che non ci vivono in questa maniera qui e preferiscono fare addirittura una mastectomia, cioè togliere la mammella addirittura, come ha fatto Angelina Jolie peraltro, perché appunto non riusciva a convivere con questa aspettativa di avere forse un tumore e che poteva essere aggressivo anche se trovato inizialmente, eccetera, eccetera. Tutta una serie di problematiche che vanno discusse poi col proprio medico, ma che anche nei tumori dell'ovaio è la stessa cosa, cioè vale anche lì il discorso, per esempio nei tumori dell'ovaio dove non c'è lo screening efficace come c'è nei tumori della mammella, cioè la mammografia, e nei tumori dell'ovaio sapere se c'è una predisposizione è importante perché permette di fare delle indagini tipo ecografia transvaginale e CEA o scusate, CA125, che è un altro esame che viene fatto nei tumori dell'ovaio, eccetera, che può indirizzare verso una presenza di un tumore dell'ovaio, per esempio, uno interviene in maniera molto precoce, può intervenire in maniera molto precoce. Insomma, poi ci sono tutto un discorso che adesso non voglio affrontare, ma di preservazione della fertilità con il congelamento degli ovociti, eccetera, eccetera. Insomma, parlo del tumore dell'ovaio. Ma comunque, insomma, ci sono delle grosse novità, e soprattutto nell'ambito della terapia le grosse novità sono che praticamente la terapia personalizzata la si può fare nei singoli tumori e per esempio negli Stati Uniti e anche in Inghilterra e in Australia questa indagine viene fatta in molti pazienti, soprattutto sul tessuto e anche sul sangue, per vedere di fare un trattamento più personalizzato e che eviti di fare casomai trattamenti come chemioterapie, eccetera, che sono più tossici e casomai poco efficaci. Ecco, possiamo dire, mi corregga se sbaglio, che un po' fino adesso l'oncologia si è basata sul modello istologico. Ad oggi si sta affiancando anche il modello mutazionale, quindi non è tanto la localizzazione del tumore e la sua istologia, ma appunto le mutazioni genetiche a determinare anche quella che è la scelta della terapia. È questo il paradigma di cambiamento fondamentale dell'oncologia moderna? Proprio così. Per esempio l'immunoterapia, che ha dato degli ottimi risultati, per esempio nei tumori nel melanoma, in certi tumori del polmone e così via, che si basa su un'alterazione che si trova sul tessuto e che si indaga praticamente di routine, però può essere presente in tutti i tumori sostanzialmente. Io ho visto dei casi recentemente, abbastanza recentemente, di tumori che non era permesso fare questa indagine immunologica, si chiama PDL1, che è un'alterazione che permette poi di sapere se uno può fare un trattamento immunologico con efficacia. Però può succedere che anche un altro tumore, che non sono tra quelli che vengono codificati, quelli che ho nominato prima sostanzialmente, ma tutti i tumori possono avere questa alterazione, quindi il trattamento immunologico potrebbe essere molto efficace.
quando invece in tanti altri purtroppo non è efficace, invece casomai ci sono altre alterazioni, e questo appunto porta a questo discorso di indagine diciamo biologica sul singolo tumore, e per poter poi fare un trattamento veramente mirato ed evitare trattamenti inutili, casomai tossici e costosi, per cui i costi che ci sono per fare queste indagini poi vengono risparmiati, diciamo, vengono evitati, si tramutano in un vantaggio di non fare trattamenti invece che non sono efficaci, non sono questo è un po' la novità che un po' tutti gli oncologi hanno capito che bisogna seguire. Certo che è costoso, nel senso che dovremmo fare su tutti i tessuti certe indagini che adesso non vengono fatte, e diciamo che l'AIFA e l'EIMA, che sono le agenzie italiane ed europee che controllano, diciamo, queste cose di cui stiamo parlando, dovrebbero diciamo, migliorare e fare degli interventi che ancora non vengono fatti per mettere a disposizione di tutti queste indagini e controllare il costo dei farmaci e il costo delle indagini, perché questo è un altro punto dolente nell'ambito della medicina, in particolare anche dell'oncologia, i costi spropositati di certi farmaci che evidentemente portano le difficoltà economiche nella gestione della sanità pubblica, no? Come succede oggi. Negli Stati Uniti, per esempio, dove non c'è la sanità pubblica, ci sono le assicurazioni che coprono, anche loro sono già diciamo avanti su questo fatto, nel senso avanti, costa perché devono pagarselo i cittadini, però casomai non hanno i deficit che abbiamo noi, che appunto perché abbiamo un sistema sanitario gratuito, ma che poi si riflette sui costi del nostro apparato statale. Ecco, negli Stati Uniti le assicurazioni approvano trattamenti e indagini su questa base di cui abbiamo parlato oggi, cioè c'è una copertura da parte delle assicurazioni, che sono poi private stattalmente, ma che ti permettono di poter fare queste indagini e queste terapie se c'è un marcatore giusto per questo approccio, scusate. E quindi c'è un'evoluzione in questo ambito anche per le persone sane. Ecco, tutto questo noi lo facciamo molto bene con TomaLab e ovviamente anche con i nostri ospedali che possono fare le indagini più comuni, il BRCA1, il BRCA2, dei pannelli che sono già ormai abbastanza codificati, sono quelli che abbiamo detto, ma nuovi pannelli anche per il rischio oncologico ereditario, con più geni che valutano anche il colon, guardano anche altri tipi di tumori. Insomma, e questo è una cosa molto importante che va tenuta presente. Certo, abbiamo sentito suonare il suo telefono, significa che è ricercatissimo, proprio perché insomma la clinica Tirelli Medical si occupa di questo e di molte altre cose. E, insomma, i consulti che le vengono richiesti sono molto importanti, molto delicati e anche appunto molto frequenti, quindi si capisce insomma che è una problematica, sono problematiche che affliggono moltissime persone. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, qualche minuto, e poi torniamo insieme ancora a parlare di tumore, di genetica e di terapia. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta, per parlare di tumori e di nuove terapie sulla base genetica. In collegamento con me c'è il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Professore, allora abbiamo capito che studiare in qualche modo il profilo genetico del tumore permette poi di personalizzare l'approccio terapeutico. È così anche sul tumore alla mammella, che insomma abbiamo sentito essere molto frequente, e sul tumore alla prostata, anch'esso molto frequente negli uomini? Per il tumore della mammella va detto che l'approccio che ha tenuto la Regione Veneto per l'estensione della mammografia tra i 45 e i 49 anni è stato veramente importante, perché proprio in quest'età si possono scoprire dei tumori aggressivi che
con la mammografia si riescono a individuare molto prima che non quando si presentano in una forma avanzata. E comunque in generale la mammografia tra i 50 e i 75 anni sostanzialmente, quella che si fa adesso, è in grado di scoprire in maniera molto più precoce dei tumori e quindi di poterli guarire molto più facilmente. Ma quello che è importante sottolineare i tumori della mammella è che prima ancora di questi discorsi così avveniristici della genetica eccetera, è il tumore in cui la terapia personalizzata è sempre stata all'avanguardia nell'ambito dell'oncologia generale, perché appunto i tumori che erano ormonodipendenti potevano fare dei trattamenti relativamente poco tossici ma molto efficaci, e adesso negli ultimi tempi ci sono adesso delle novità appunto molto importanti che determinano il trattamento sulla base della presenza di fattori biologici che ci sono sul tessuto, per esempio l'ER2, che è un recettore che ci serve per capire se è presente, che è un tumore più aggressivo, ma che però ci permette di usare degli anticorpi monoclonali. Ecco, non abbiamo mai usato questa parola fino adesso, ma gli anticorpi monoclonali sono quelli che appunto nell'ambito di immunoterapia hanno dato dei grossi risultati, e appunto ci sono dei farmaci monoclonali, degli anticorpi monoclonali che possono essere in grado di guarire molte persone che hanno questa alterazione ER2 positiva, si chiamano trastuzumab, pertuzumab, che adesso peraltro si possono usare anche insieme, e quindi c'è tutto un vantaggio dalla ricerca che ci ha portato a guarire anche delle malattie che erano più difficili da trattare. E recentemente anche quelli che hanno il cosiddetto ER2 low, basso, cioè una bassa quantità di questo recettore, che peraltro sono molti casi di tumori, praticamente la maggioranza dei tumori sono ER2 low. Ecco, c'è un trattamento che è stato identificato proprio recentemente, un anticorpo farmaco coniugato, diciamo un anticorpo monoclonale insieme a un chemoterapico, trastuzumab deruxtecan, è il nome Deruxtecan, ecco il nome esatto, che però ancora non è approvato in Italia, ma che comunque lo sarà a pochissimo tempo, che potrà essere usato e con i vantaggi molto superiori a quelli della chemioterapia, che sarebbe il trattamento che si fa in questi ER2 cosiddetti negativi, che dicevamo prima negativi, ma adesso devono dire ER2 low, perché possono essere trattati con efficacia con dei trattamenti specifici che abbinano la chemioterapia a un anticorpo monoclonale. Quindi per esempio anche nei tumori della mammella sono stati fatti dei progressi molto importanti, ma comunque è sempre la diagnosi precoce e il nostro messaggio importante da tenere presente. Così vale anche per il tumore della prostata, un altro tumore ormonodipendente che per ora ancora è soltanto presente negli uomini, non so nel futuro come sarà, perché visto con l'evoluzione che abbiamo dei sessi, faccio una battuta, ma è solo una battuta, ma comunque purtroppo succede solo a noi uomini ancora, e quindi dobbiamo stare attenti a fare sia una diagnosi, tentare di fare delle diagnosi precoci, farsi ogni tanto controllare se c'è nella famiglia qualcuno che ha avuto un tumore della prostata, e quindi questo è importante da sapere. Quindi fare quei controlli periodici sono necessari anche sulla base della sintomatologia che uno ha. Il PSA può essere utile da farsi, non a tappeto, ma insomma nei casi specifici, e poi ci sono i trattamenti, anche qui delle novità importanti nell'ambito dell'ormonoterapia, della chemioterapia, dell'immunoterapia. Ecco, dimenticavo l'immunoterapia anche nei tumori della mammella, è una novità importante che in certi tipi di tumore può essere molto efficace. È anche così nella prostata, ma è sempre importante arrivare prima. Adesso abbiamo delle indagini molto sofisticate, diciamo anche nei tumori della prostata, che ci permettono di capire bene
se il nodulo che si sente all'esplorazione rettale, che l'urologo o il medico lo sente all'esplorazione rettale, è effettivamente qualcosa di serio o no, con delle PET specialistiche proprio sui tumori della prostata che possono darci delle informazioni importanti. Quindi questo per fare un esempio dei tumori più frequenti, ma abbiamo più frequenti nel sesso femminile e nel sesso maschile. Tra l'altro ricordiamoci che invece, questa non è una battuta, è proprio la verità, i tumori della mammella ci sono anche nei maschi, non è che è preclusione assoluta delle donne, c'è anche nei maschi, per cui qui siamo già avanti, diciamo, abbiamo preso anche noi i tumori della mammella che sono tipicamente femminili, e quindi anche gli uomini possono sviluppare i tumori della mammella, quindi anche loro. Ecco, è importante alle volte anche, per esempio, i tumori del testicolo, si dimentica sempre di dire, non sono una rarità assoluta, però se uno si controlla ogni tanto, questo qua, il maschio ancora, solo precisamente il maschio, si dovrebbe controllare ogni tanto i testicoli, sono delle battute al riguardo, ma insomma comunque è evidente, perché se uno sente qualcosa di anomalo può essere anche qui una diagnosi precoce, se fosse così, fosse un tumore, ma che si può guarire molto bene. Ecco, per esempio, esattamente come dovremmo fare noi donne per anche lì andare a capire e a sentire se c'è qualcosa di strano. Le donne di sentirsi periodicamente le proprie mammelle per abituarsi proprio a sentirsele, a palparsele, e quindi trovare delle anomalie che casomai arrivano prima della mammografia. Certo. Professore, le leggo una domanda che ci è arrivata attraverso i social, attraverso Facebook. Ci scrive Giancarlo e ci dice che suo padre all'età di 50 anni ha avuto la diagnosi di tumore alla prostata. Ci chiede se si sente di consigliare la necessità di sottoporsi un test genetico. Che cosa possiamo rispondere? Perché il problema qui è sicuramente, nel caso del figlio, che immagino avrà, non so bene se avrà 20-30 anni, non so, avrà circa queste tasse, suo papà nel 50. Non lo specifica, ma insomma il padre ha avuto all'età di 50 anni, quindi giovane, insomma, questa diagnosi. Certo, può essere utile comunque sapere, perché ci sono certi geni che potrebbero essere associati anche allo sviluppo di un tumore della prostata, e comunque di altri anche tumori solidi che non sono i classici, diciamo, di cui sappiamo, ma sicuramente nel caso suo è sicuramente importante fare un PSA, tanto per avere di base, anche se giovane, di avere in base del PSA, che sarà normale ovviamente, e poi dopo sapere che quando ha un decennio in meno del papà, ecco, cominciare a fare i controlli anche della prostata, no? E poi dopo appunto per cercare ecco, va tutto personalizzato questo discorso che abbiamo fatto di questo caso, anche proprio per sapere, appunto, indagare di più se per caso ci sono anche altri tumori della famiglia del papà e quant'altro, insomma, perché appunto questo può servire. Io insisto sempre su questo fatto: questi discorsi non vogliono dire rovinare la vita del paziente, no, invece servono per allungarla di molto anche, cioè, parlo cioè, perché uno dice: ma se mi metto a pensare a questa roba qua, dopo poi non vivo più bene, eccetera, eccetera, ma invece non è così, perché bisogna affrontare realisticamente la situazione sapendo dei vantaggi che ci possono essere. E anche costruire un albero genealogico familiare, diciamo così, dei tumori è fondamentale, è una buonissima base di partenza per provare, insomma, a capire. Certo, ecco, già che ci siamo, appunto, allora volevo dire che anche la nostra clinica facciamo anche tante altre cose, per esempio il long covid. Attualmente abbiamo tanti pazienti con long covid, che viene un po' banalizzato in giro, no? Ma però dopo il Covid ci sono tante persone che hanno avuto dei problemi che persistono a lungo. Ho visto dei casi veramente impressionanti anche per me, che ne ho visti centinaia e centinaia, di gente che è veramente distrutta dopo 2 anni dal Covid, avuto in maniera del tutto pauci-sintomatica, cioè senza grandi sintomi, stando a casa, eccetera. Poi la fibromialgia, la sindrome della fatica cronica, tutte queste patologie beneficiano dell'ossigeno-zonoterapia che facciamo qui alla clinica Tirelli Medical. L'ossigeno-zonoterapia che può essere utile anche per contrastare dei fenomeni
diciamo di effetti collaterali dei tumori, delle terapie dei tumori piuttosto che dei sintomi dei tumori. C'è anche qui una cancer related fatigue, una fatica correlata a tumori, che può beneficiare dell'ossigeno ozonoterapia. E quindi nel nostro centro facciamo anche queste cose, quindi voi potete eventualmente interessarvi per valutare eventualmente se avete queste patologie o sospettate queste patologie, oltre che i tumori, appunto venirci a trovare. E avere un consulto telefonico e anche un videoconsulto con lei. Professore, tornando all'oncologia, il centro tumori della clinica effettua appunto anche consulti oncologici. Lei tra l'altro è una storica figura dell'Istituto Nazionale Tumori di Aviano, ha fatto numerosissime pubblicazioni scientifiche su questo tema, ricordiamo poi il suo studio pionieristico sulle problematiche dei tumori nell'anziano, insomma. La ricerca, possiamo dire che su questo tema, sul tema oncologico, ha fatto molto e continua a fare molto, come abbiamo parlato quest'oggi appunto del tema della genetica. Certo, la ricerca è alla base dei nostri progressi, no? Dobbiamo avere il coraggio sempre di pensare al perché succedono delle cose, cercare di migliorarle facendo dei trattamenti o delle indagini che possono essere molto utili per la popolazione. Ricordo all'inizio della mia carriera, appunto, per primo mi sono messo a studiare i tumori dell'anziano, perché a quel tempo praticamente sembrava quasi che se uno aveva un tumore a 75 anni non era il caso di fare niente, invece si poteva fare qualcosa, casomai evitare di fare delle cose troppo tossiche e cercare di avere dei benefici, anche delle guarigioni, e che poi dopo è stato un filone di ricerca che l'Istituto ha portato avanti ad Aviano, anche con l'opera del professor Monfardini, che è stato uno che ha portato avanti molto questo aspetto della ricerca sui tumori dell'anziano, ma poi abbiamo studiato i tumori associati ai virus, per esempio i tumori nell'AIDS, che erano una cosa veramente molto atipica, nel senso che non avevamo mai visto una cosa di questo genere. Abbiamo guarito anche dei pazienti con tumori, in particolare con linfomi che erano associati all'HIV/AIDS e che abbiamo potuto trattare anche per i successi del trattamento dell'HIV, che è diventata una malattia mortale in tutti i casi, bastava aspettare un certo periodo di tempo. Invece è una terapia adesso curabile e che voglio ricordare che se uno fa un trattamento specifico, efficace nell'HIV, non trasmette l'infezione neanche per via sessuale. È un progresso che non è stato poco evidenziato negli ultimi tempi, ma che va ricordato. Quindi dei progressi notevoli proprio per la ricerca, per le pubblicazioni, per i confronti, i gruppi di ricerca nazionali e internazionali, i congressi, e cercare di poi portare alla conoscenza di tutti quello che si era visto e si era conosciuto, e appunto anche l'ossigeno ozonoterapia, che è stata una grande sorpresa per me, positiva, perché ci ha dato la possibilità di controllare molto bene certe patologie. Gli stessi pazienti, per esempio i pazienti con fibromialgia della Val d'Aosta, hanno ringraziato pubblicamente la possibilità di aver potuto fare l'ossigeno ozonoterapia in Val d'Aosta, e hanno citato il lavoro che avevamo fatto noi qui proprio nella clinica Tirelli Medical, per esempio. Per cui queste pubblicazioni servono anche ai pazienti, no? Perché i pazienti, per esempio, di fibromialgia della Val d'Aosta, ripeto, hanno fatto questo trattamento con l'ossigeno ozonoterapia in Val d'Aosta e hanno avuto dei risultati molto importanti, come abbiamo noi. Purtroppo molti medici non sanno di questi risultati che si possono ottenere. Chiaramente quando si parla di buoni risultati bisogna sempre ricordare, così vale anche per i tumori, che purtroppo non c'è il 100% dei vantaggi che uno vorrebbe avere, no? Purtroppo noi siamo molto contenti quando abbiamo il 50, 70, 60%, che vuol dire che gli altri 40-50% non hanno avuto beneficio, ecco, per cui bisogna sempre ricordare questo aspetto, e quindi c'è bisogno appunto della ricerca per migliorare, per cercare di arrivare
sempre più in alto come risultati. Certo, e poi sono innovazioni che è fondamentale comunicarle. Lei ha vinto anche dei premi proprio per la comunicazione medico-scientifica, sono numerosissime le sue partecipazioni, per esempio al Maurizio Costanzo Show, dove ha relazionato appunto tutte le tematiche che lei ha affrontato nel corso dei suoi studi e delle sue ricerche. So che anche questa sera la potremo vedere proprio in questa trasmissione, insomma, che è storica, molto importante, molto insomma apprezzata. Sì, sarà la mia 27ª volta e sarò al Teatro Parioli, perché finalmente siamo tornati al Teatro Parioli, come ero andato all'inizio della mia carriera, a parlare soprattutto di sindrome della fatica cronica, perché questo è stata una possibilità notevole che Maurizio mi ha dato la possibilità di dire in giro, quando molti ridevano quando si parlava di sindrome della fatica cronica. Voglio ricordare che Anthony Fauci, il più grande ricercatore che c'è negli Stati Uniti e che dopo il Covid ha detto: guardate che c'è il long Covid, che è una malattia che assomiglia molto alla sindrome da fatica cronica, e quindi sono stato molto soddisfatto quando Anthony Fauci ha detto così, e ringrazio anche appunto il giornalista Maurizio Costanzo che mi ha dato la possibilità di spiegare allora della sindrome della fatica cronica e recentemente del long Covid, che invece è una cosa recente, che peraltro è molto simile alla sindrome della fatica cronica, la fatica cronica spesso post-infettiva e il long Covid ovviamente post-infettiva. E anche questa sera la seguiremo con grande attenzione e interesse. Grazie al professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Grazie di essere stato con noi e di averci raccontato e spiegato molto bene anche quest'oggi questo tema importante, sempre più sentito, delle patologie oncologiche. Grazie professore. Grazie a lei e a tutti i telespettatori e buona salute a tutti. È sicuramente un buon augurio. Grazie di nuovo al professor Tirelli, grazie a voi di averci seguito da casa. Io vi do dunque appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.